benvenuto da voi alle vostre famiglie una serena e buona domenica. Ringrazio la presenza del Presidente del Portugal, signor Andrea Peccolini, che anche oggi ci ha voluto onorare della sua presenza. Grazie Presidente di cuore. Risultati finali della Serie A. Benevento Torino 2-2. Parliamo di anticipi. Udinese Inter 0-0. A Milano Atalanta Battumina 3-0, a Roma batte Spezia 4-3, Fiorentina Crotone 2-1, Juventus Bologna 2-0. A seguire ci sarà Genoa Cagliari e Parma Sampdoria. Ore 18 Lazio Sassuolo. Questa gara è in forse per il sviluppo di Roma che si è battuto da ieri. Ore 20:45 questa sera a completare è la Sodoma di Napoli. Stessa giornata di andata al campionato di Serie C divisione femminile, incontro guidato da Portogallo Brix Obi. Dirige l'incontro il signor Vitali Gianluca Sessoriale Adrini, i suoi assistenti sono il signor Sadik Matteo Mestre e il signor Carletto Davide Di Treviso. Con azione del sole che stanno facendo in campo. Chiedo scusa alla ospite, ci sarà difficile leggere. Grazie. Numero 1 Klaus, numero 2 Barbatrovi, numero 3 Zofman, numero 4 Chielli, numero 5 Lavestate, numero 6 Roda Schumer, numero 7 Buongiorno a tutti dallo Stadio Mecchia di Portogruaro, 24 gennaio 2021. Siamo per la sesta giornata di andata del campionato di Serie C di calcio femminile e il girone B. Portogruaro contro Brixen Obi, un testacoda che vede impegnate qui a Portogruaro da un lato la terza in classifica, ovvero le altoatesine e il Brixen Obi, e dall'altra il Portogruaro, le padrone di casa, che sono ultime con un punto insieme ad altre due squadre, ovvero la SPAL, l'Accademia SPAL e il Le Torri. Dunque uno scontro importante per entrambi, da un lato per il Brixen Obi che vuole lanciarsi soprattutto verso le posizioni più alte della classifica, in particolare la seconda posizione che vede il Venezia a 12 punti. Dunque un Brixen che sfruttando un possibile passo falso del Venezia potrebbe issarsi al secondo posto in classifica. Portogruaro invece che dal basso del suo unico punto cerca ancora la prima vittoria in campionato di questa stagione, e lo farà con un cambio in panchina, un nuovo nome, ovvero sia Moreno Tomasello, allenatore che è stato ufficializzato la scorsa settimana. Dunque è veramente l'esordio da parte di questo tecnico molto esperto, che ha alle spalle una lunga carriera in Granata all'interno della società Portogruaro, che però è per la prima volta al timone di una prima squadra, ovvero sia la prima squadra appunto femminile Granata. Tomasello si è occupato in questi ultimi anni di prime squadre, ma sempre nei dintorni di Portogruaro, dunque Concordia, Iulia, Caorle e soprattutto molto settore giovanile, sempre all'interno della società Granata, ma appunto è la prima esperienza in una prima squadra, e l'esordio è sicuramente provante contro una formazione, ovvero il Brixen Obi, che ha ottime carte per far bene in questo campionato. Sono entrambe due formazioni queste che sono caratterizzate dalla bassa età media, possiamo vederlo anche dalla lettura delle formazioni che scenderanno in campo quest'oggi, entrambe veramente molto molto giovani. Possiamo partire con il Brixen Obi, che schiera Graus, Barbacovi, Dorfman, Kim, Lagstetta, Obehuba, Kesh Dofa, Abler, Raina, Santin e Maloku. Questo è l'11 predisposto da mister Castellaneta, mentre invece il primo storico 11 di Moreno Tomasello in Granata sarà formato da Comacchio, Battiston, Matiz, Spollero, Longato, Volpatti, Finotto, Nodale, Furlanis, Gasci e Battaiotto. Diciamo che non è presente tra le file dei bressanini
una veterana, seppur sia già giovane, come recita la sua carta d'identità, Anna Bilak, classe 98, ma con una grande appunto esperienza alle spalle anche di Serie B, mentre invece per appunto le ragazze di Mister Castellaneta sarà capitano Anna Lena Santin, che sarà anche numero 10. Ma c'è molta curiosità per quanto riguarda il Portogruaro per la disposizione che sceglieranno le Granata. Di solito negli ultimi anni è stato privilegiato il 4-3-3 come modulo prevalente, ma vedremo oggi come si schiererà. Era in ballo, ecco, sia il 4-4-2 sia il 4-3-3, dunque vedremo come si disporranno le Granata. A giudicare adesso dalla disposizione potrebbe optare, appunto, aver optato Tomasello per un più semplice 4-4-2. Invece dal punto di vista del Brixen Obi c'è una formazione molto fluida, lo ha detto proprio ieri l'allenatore Marco Castellaneta. La sua è una squadra che predilige una formazione molto fluida, che può passare indipendentemente dalla difesa a 3, ma anche difesa a 4, che può essere declinata sia come 4-3-3 che come 4-4-2. Siamo partiti, dunque è partita questa partita, la sesta giornata di andata del campionato, un campionato che durerà veramente molto molto lungo. Si chiuderà sicuramente a fine giugno per il mese e mezzo dovuto allo stop per appunto la pandemia che ha infuriato in questa seconda ondata nel nostro paese. Vediamo dunque la disposizione è già in campo ed è interessante vedere come il Portogallo si sia disposto con un 4-4-2 molto roccioso, quindi una difesa a 4 con Matic sull'esterno, e invece sull'altro fronte ci sarà Battiston. Le centrali sono Longato, che ritorna dopo appunto un'assenza, uno stop molto lungo e anche molto pesante per le ragazze Granata. Al suo fianco Volpatti come sempre. Poi per quanto riguarda invece la cerniera centrale sarà composta da Spollero e da Nodale. L'attacco invece vede Albulena Gasci riportata nel suo ruolo storico di trequartista alle spalle di Giorgia Furlani, su una coppia che ritorna, ecco, a giocare insieme in questi ruoli dopo diverso tempo, mentre invece Finotto e Battagliotto, che sarà anche il capitano, quest'ultima, sono le punte. Ma seguiamo subito la diretta della partita. Allora, il pallone messo in avanti dal Brixen Obi, non esce Comacchio, c'è Matic che può chiudere la diagonale. Vediamo, arriva prima la numero 9 Rainer, che però non riesce ad evitare che il pallone finisca in fallo di fondo. Dunque Comacchio che batterà subito la prima rimessa, e ricordiamo Rainer che in questo momento è la giocatrice più pericolosa del Brixen, dato che è quella che ha messo a segno più gol, in quanto sono 4 in questo momento i centri della numero 9 altoatesina, che appunto comanda in questo momento la classifica marcatori della squadra di Castellaneta. Allora, Barbacovi batte il fallo laterale con le mani. Oberhuber in questo momento con il pallone tra i piedi. Vediamo questo giro palla, però è un po' impreciso da parte di Ladstetta, che aveva provato a cercare l'esterno sinistro dall'altra parte, non trovandolo. Rimessa laterale per il Portogruaro, che può in questo modo salire. Dunque vediamo Battiston che si appresta a eseguire questo fallo laterale con le mani. Pallone per Battagliotto, prova a proteggere la sfera. Pallone che però viene recuperato dalle altoatesine, che ricominciano subito la loro manovra. Possiamo dare uno sguardo anche alla disposizione delle altoatesine, che si schierano con una difesa a 4, un attacco invece a 2 sorretto da un trequartista, ed un centrocampo invece che si schiera con un rombo, comunque con un centrocampo a 3, ecco, più propriamente. Ora vediamo Battagliotto, si distende sulla sinistra del Portogallo, punta il suo avversario. Battagliotto anche lei rientra da un infortunio. Battagliotto va sul fondo, se lo prende, va al cross. Graus blocca il pallone, è la prima vera occasione
se così si può dire, della partita, una discesa di Battagliotto sulla sinistra, pallone che però non ha trovato nessuno al momento della battuta. Dunque sì, un centrocampo lo vediamo a rombo, quello del Brixen. Ora c'è appunto Kesh Dofa, numero 7, che ha scambiato il pallone, sfera che si snoda ancora sulla fascia di sinistra, altro pallone, altra verticalizzazione provata sempre per Rainer. Non è arrivata anche stavolta la numero 9, pallone un po' troppo lungo per lei. Allora Portogallo che comincia la sua manovra dal basso, Volpatti, il pallone tra i piedi, tocca all'indietro per il portiere Comacchio, che però rinvia proprio sui piedi di una giocatrice del Brixen Obi, tocco fuori per Barbacovi. Al centro vediamo lo scambio centrale, era stata cercata Santin dal vediamo numero 4 Kim, appunto anche in questo caso errore di misura, forse non c'è stato nemmeno un movimento da parte della numero 10 Santin, dunque azione che si è esaurita anche stavolta sul fondo, ritmo che però è abbastanza buono già in questo inizio, con due squadre che si stanno studiando, ma già con alcune azioni incisive, come è stata soprattutto quella di Battagliotto in precedenza. Battagliotto che viene chiuso da Barbacovi adesso, che ha toccato il pallone in rimessa laterale. Allora vediamo Matic, giocatrice abbastanza duttile, che oggi si presta a fare il terzino sinistro, rinvio da parte della difesa ospite con un fallo fischiato dal Bulinagashi, e dunque Barbacovi che si prepara ad eseguire appunto questo calcio fermo, con Moreno Tomasello che dà le prime indicazioni, in particolare al suo centrocampo, indicando di mantenere una disposizione molto concreta a 4 con 4 pedine, ecco. Quindi adesso si distende sulla sua ala sinistra il Brixen con Kesh Dofa, prova ad andare verso il fondo, c'è un intervento da parte della difesa portoghese che permette adesso una rimessa laterale che farà ripartire l'azione delle bianco-azzurre, bianco-blu dalla posizione molto avanzata. Ecco cercata Santin con però Battiston, che è intervenuta prontamente per rimettere ancora una volta in rimessa laterale. Anche Battiston rientra tra le titolari dopo l'anno scorso passato prevalentemente lontano dai campi da gioco. Proviamo a vedere questo tiro adesso dalla lunga distanza, aveva provato a sorprendere Comacchio, la numero 4 Kim, Comacchio che però si è fatta trovare ben posizionata e ora si prepara al rinvio lungo. Eccolo che parte, però interviene sul pallone Abler, ancora Abler in possesso del pallone, palla per Barbacovi, da questi per Kim che prova a far partire l'azione. Ancora una volta Kim ha scambiato con la propria difesa, cerca di liberarsi dall'attacco di Gashi che va in pressione molto alta, e adesso però Brixen che riesce a liberarsi dal pressing granata, ma che comunque deve ripartire dal basso. Ecco ancora Barbacovi, spesso scelta per l'inizio delle azioni, Santin in anticipata da Battagliotto, palla dentro per Matic, un po' in difficoltà con Barbacovi che sale molto a pressare, in questo caso sulla sua fascia di competenza. Adesso sporca il pallone, c'è Kim che può giocare su Santin che aveva cercato Obehuba, che riesce comunque a trovare Santin, palla dentro ancora per Rainer, molto cercata, chiusa da Jenny Longato, anche lei al ritorno al centro della difesa granata. Rainer molto cercata dal centrocampo ospite, ma non è ancora riuscita a puntare la porta di Comacchio con il pallone tra i piedi. Rimessa laterale che sarà battuta da Barbacovi, si muovono Abler e anche Santin. Vediamo adesso il pallone sporcato da Battagliotto che cerca di evitare l'angolo, non riuscendoci. Primo calcio d'angolo per il Brixen, che però viene battuto velocemente. Vediamo Abler, parte il traversone, colpisce in pieno spollero, che rimane anche un po' confusa dopo questa pallonata. Sarà comunque il secondo calcio d'angolo per il Portogruaro. Vediamo, si appresta a batterlo ancora una volta la numero 8 Abler. Si muovono in mezzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatrici almeno del Brixen Obi. La persona però troppo corto, viene spazzato via da Jenny Longato. Ancora però Brixen che lotta, c'è la numero 5 Ladstetta che prova a riconquistare il pallone. Ecco la Santin che gioca sulla
fascia esterna dove c'è ancora Adler pronta al traversone, su di lui c'è Jenny Longato, pallone all'indietro, ecco che arriva il pallone toccato da la numero 4 Kim, che adesso vediamo appoggia all'indietro, c'è Obehuba, ancora Obehuba dopo lo scambio con Barbakovi, vediamo Obehuba pressata da Battagliotto, c'è sempre Abler molto cercata su quella fascia, salta Matic, pallone all'interno per Maloku, attenzione, non riesce a mantenere in campo il pallone Maloku e quindi rinvio per il Portogruaro. Maloku anche lei autrice di 2 reti, molto importante nel successo maturato la scorsa settimana dalle altoatesine nello scontro con la SPAL, l'Accademia SPAL, terminata 4-0 per le ragazze di Mister Castellaneta. Ecco il rinvio che è partito da parte di Comacchio, ci sono proteste per un presunto fallo di mano a centrocampo, mantiene comunque il pallone tra i piedi Barbakovi, prova ad andare sul fondo, su di lei c'è Spollero, Barbakovi però riesce a passare molto bene, al tocco per Santin che aveva cercato Reiner, pallone che però ritorna tra i piedi della stessa Santin, scontro con Matic che però non ha effetti, dunque rimessa dal fondo ancora una volta, ma è un Brixenobi che sta cominciando a premere sempre più, con in particolare una predilezione per la fascia destra dove Barbakovi e Abler stanno mettendo in grossa difficoltà Matic, con anche Jenny Longato che spesso deve, da centrale della difesa, dare una mano alla propria compagna di reparto. Ancora Santin di prima, molto ispirata in questo inizio. Gashi prova a dare di prima, no look addirittura per Finotto, prova a puntare la sua diretta avversaria. Doffman la salta a secco, pallone per Furlanis, fatica un po' però riesce a fare sponda, allora lancio ancora di Finotto, intelligente, dalla parte opposta c'è Battagliotto che prova a puntare Barbakovi, bravissima Barbakovi a fare da scudo con il corpo al tentativo di Battagliotto, e dunque non ottiene nemmeno il calcio d'angolo il Portogruaro. Ottimo intervento del terzino destro e dunque rinvio dal fondo per il Brixenobi, che adesso riparte con questa manovra dal basso, sempre Barbakovi molto utilizzata nell'uscita della palla dal basso, una giocatrice particolarmente intelligente. Adesso vediamo ancora il Brixen con questo possesso palla un po' caratterizzato dall'essere insistito, ma questo perché il Portogruaro sta facendo un pressing molto insistito, molto incisivo. Vediamo adesso Santin che viene a prendere palla molto bassa stavolta, tocco dentro per Adler, sponda Reiner, scusate, questo era Abler che invece ha lanciato profondo, Volpatti tocca per l'uscita di Comacchio che anticipa la numero 11 Maloku e blocca la sfera. E dunque partita che dopo 11 minuti ha già visto un'occasione netta, ovvero sia quella originata dalla discesa di Battagliotto sulla sinistra, ma una prevalenza territoriale da parte del Brixenobi che ha un gioco più ficcante. Ma vediamo adesso la numero 7 Finotto, pallone in mezzo e anticipo decisivo da parte della difesa del Brixen con la numero 6 Obehuba che ha anticipato l'avanti granata Gashi che stava per mettere dentro la sfera, a quel punto sarebbe stata veramente a porta vuota. Primo calcio d'angolo quindi anche per il Portogruaro, siamo al 12° e questo è stato il possiamo dire secondo vero brivido della partita, causato ancora una volta da un esterno Granata, dunque Granata che nelle ripartenze fanno molto male sugli esterni alla difesa altoatesina. Vediamo ora il calcio d'angolo, parte il traversone in mezzo, c'è Gashi ma c'è anche Battagliotto che prova a colpire di testa, pallone che però si impenna, è facile preda di Graus. Rilancio che trova Santin nella zona di destra dove però Nietzsche anticipa Santin, c'è Battagliotto che prova a portare avanti l'azione, commette fallo su Barbakovi che ha protetto il pallone con il corpo e subito fallo da parte della numero 11 capitano Granata. Ora Santin che si è abbassata dopo un inizio che la vedeva più trequartista, palla in profondità per Maloku, però Volpatti fa buona guardia, riesce anche a liberarsi del pallone in modo elegante, pallone per Spollero che però mette fuori, sfera che dunque finisce rimessa laterale, ci sarà una ripresa del gioco da parte del Brixen che ora perde palla, Gashi non riesce però
a superare il secondo avversario che si era posto sul suo cammino dopo aver recuperato palla. Rimessa laterale per il Brixenobi. E dunque partita che vive un po' di strappi dopo che all'inizio c'era stata una netta prevalenza tattica territoriale da parte del Brixenobi, nonostante appunto le due principali occasioni, quella al terzo con Battaiotto, al 12° con Finotto, siano state due discese del Portogruaro molto interessanti, molto cercate fino adesso le punte del Brixenobi da parte del centrocampo, molto attiva Santin, molto attiva Abler, ma appunto la palla non è ancora riuscita ad arrivare a Rainer in modo efficace. Ora attenzione però a questo traversone, smanaccia Comacchio, ed era veramente, questo possiamo dirlo, è veramente la prima occasione anche per il Brixenobi, con questa discesa da parte di Abler che ha messo in mezzo un pallone molto pericoloso e Comacchio però ha deviato, vanificando l'azione che poi si è spenta sul fondo. Dunque fascia destra del Brixen che viene spesso prediletta per le avanzate, con l'asse Abler e Barbacovi, che spesso mette in ambasce la difesa del Portogruaro. E attenzione però adesso ancora a questa azione che si snoda, o meglio si raggomitola abbastanza complicatamente lungo l'out di destra. Allora possiamo vedere adesso la numero 11 Saluco, anticipata però da Jenny Longato, pallone in rimessa laterale, e dunque Brixen che sta ancora spingendo dopo l'occasione precedente. Prova a mettere le corde il Portogruaro. Battaiotto difende il pallone, dietro di lei c'è Matic che rinvia, non trova Gashi, c'è però il tocco che ha servito a Barbacovi di ancora una volta Kim, che si trova con il pallone tra i piedi. Ecco la difesa del Brixenobi con Ladstedt che prova a portare avanti il pallone, allargata sulla sinistra dove c'è e può salire Doffman, pallone in profondità, attenzione, anticipata però la numero 10 Santin dalla giocatrice numero 8 Sara Nodale del Portogruaro, che ha concesso un calcio d'angolo, il terzo della partita al Brixenobi. Brixenobi nella quale non figurano quest'oggi Stockner e Mulbach. Stockner molto importante, autrice di ben 2 gol contro la SPAL, non è a disposizione oggi di mister Castellaneta. Vediamo adesso il calcio d'angolo che parte in questo momento, area affollata, il colpo di testa vediamo Abler non ha sortito l'effetto sperato, pallone che si è spenta alta rispetto alla porta di Elena Comacchio, che adesso prepara un rinvio con i piedi, si fa vedere Matic alla sua sinistra, non servita, allora si andrà per il rinvio alto e dunque calcio libero battuto, rimane a terra Barbacovi. C'è il gioco che è stato interrotto per questo scontro che ha evidentemente visto Barbacovi avere la peggio nel duello con Battaiotto, chiamato lo staff che adesso provvederà a far passare il malanno a Barbacovi. Classifica molto corta, tra l'altro, quella che connota il girone B della Serie C, con ovviamente il Corte Franca primo in classifica, però subito dopo Venezia, Brixenobi e Trento, che appunto stanno nel breve volgere di 6 punti. Possiamo vedere 4 squadre, dunque lotta molto accesa anche per la vetta, anche perché le principali squadre indiziate non figurano tra queste 4. Forse il Venezia ce lo si poteva aspettare in una fascia molto alta, ma ad esempio il Padova, ad esempio la Triestina e il Vittorio Veneto stanno un po' tardando. Attenzione però al gioco che avanza con il Brixenobi, pallone dentro, cercata Abler, rinvia Jenny Longato, ma ancora Santin protegge la sfera, tocco per Abler, salta Matic, riesce però a rinviare la difesa del Portogruaro, che è un po' in difficoltà in questo momento. Ladstetta lascia Obehuba lascia il pallone per la battuta di Barbacovi.
Nagashi marcava la sua diretta avversaria, ora però Sfera che cerca di essere gestita dalle Granate, che hanno qualche problema però a gestire il possesso palla a centrocampo. Vediamo adesso lo scambio tra Finotto e Furlanis, che però non viene completato. Rinvio della difesa, c'è Battiston che allunga sempre su Finotto, che può liberare la sua corsa, però rientra Finotto, tocco centrale per Nodale, cercava di servire Gashi, poi Furlanis che riesce a controllare il pallone ma in posizione irregolare, dunque si ripartirà con un calcio di punizione all'interno dell'area del Brixenobi per la squadra ospite. Assenti invece per il Portogruaro nomi comunque importanti come Scudeler, Minutello, è ritornata appunto Novellino ma parte dalla panchina, il capitano che ha guidato la squadra per queste ultime 2 stagioni, ritorna per la prima volta in campionato ed è sicuramente un nome importante che potrà essere speso da parte di Moreno Tomasello nel secondo tempo, quello di Donatella Novellino. Pallone giocato ancora dal Brixenobi, vediamo, riesce a passare il traversone e qui c'è un rischio con una mischia che si accende al centro area, spazza via Spollero, poi il tiro da parte di Kim che però non inquadra lo specchio della porta di Comacchio. Dunque altra occasione molto importante per il Brixenobi, con una discesa a sinistra di Cash Dofa che ha messo in mezzo un pallone su cui Comacchio ha smanacciato e si è accesa una mischia veramente molto intensa. Portogruaro che tende ad avere la peggio nel centro del campo, dove spesso Spollero e Nodale vengono presi in mezzo dal palleggio delle ospiti. Ora vediamo Kim con il tocco di Santine che non riesce a trovare nessuno, l'invio di Longato che trova Battagliotto, sbaglia l'uscita del pallone Battagliotto, allora Kim evita Spollero, evita anche Longato, pallone messo in mezzo, attenzione, la mancano in 2, c'è Finotto che però viene fermata al limite, calcio da parte dell'esterno del Brixenobi. Portogruaro che prova a ripartire con Furlanis che riesce a raggiungere un lancio per lei di Gashi, vediamo, è fermata però benissimo da Ledstetta, anzi no scusate, era Obehuba che ha fatto ripartire il gioco. Adesso Kim parte il lancio profondo molto buono, vediamo però Battiston con grande uso del corpo riesce a rinviare la minaccia, ancora però in avanti il Brixenobi. Keshtoffa prova ancora a puntare Battiston che trova un grande intervento in spaccata, sarà calcio d'angolo e dunque quarto calcio d'angolo per il Brixenobi, ma Portogruaro che sta arretrando sempre di più sulle avanzate delle altoatesine, che in particolare con Kim e Abler per quanto riguarda il centrocampo e sulla tre quarti invece Santin trovano una buona manovra e un palleggio particolarmente fluido che permette di avanzare al baricentro facendo schiacciare invece quello delle Granata. Ecco il traversone che parte, si muove la difesa, parte il tiro ancora una volta della numero 5 Ladstetta, che però è ancora sui piedi di Keshtoffa che prova a saltare e dunque Furlanis che però era in ripiegamento difensivo ed è riuscita non solo a strappare il pallone ma anche a farsi commettere fallo. Dunque calcio di punizione che fa respirare le Granata di mister Tomasello, che però al 22esimo stanno cominciando a dare qualche segno di difficoltà. Portogruaro che si è presentato a questa nuova stagione con una rosa che prevalentemente manteneva il blocco che aveva portato l'anno scorso a raggiungere il secondo posto in eccellenza. Solamente 2 sono gli innesti, ovvero sia quelli di Jenny Longato e Francesca Zentilin. Questo per quanto riguarda la prima squadra, invece sono diverse le nuove arrivate dalla cantera dell'Udinese, ovvero Saccavino e le 2 gemelle Sovran, sia Asia che Giada, Marsic e Spinelli. Sono questi gli acquisti che sono arrivati nel settore giovanile Granata dall'Accademia dell'Udinese, con cui c'è un'amicizia da diversi anni.
Vediamo ora il rinvio di Comacchio che non riesce a scavalcare il centrocampo. Gashi commette fallo sulla sua diretta avversaria. Allora Kim può provare a cercare le avanti della squadra di Mister Castellaneta. Si incarica però della battuta la numero 3 Dorfman. Allora squadra di Castellaneta che si propone ancora una volta sulla destra. C'è l'intervento falloso da parte di Gashi su Barbacovi, che ha avuto la peggio ancora una volta nello scontro con la numero 10 Granata. Barbacovi, una delle più esperte nella formazione altoatesina, lei del 1994, come lei anche Kim che è del 96 e Kesh Doffa del 97, formano diciamo tra le più esperte insieme a Rainer all'interno di un 11 che è molto giovane, metà media veramente veramente bassa, tutte ventenni le ragazze del Brixenobi, che comunque riesce a mietere interessanti risultati nonostante una squadra di ragazze molto giovani. Anche il Portogruaro però dal canto suo ha un'età media particolarmente bassa, con diciamo le uniche veterane Longato ma anche Battagliotto, mentre per il resto sono veramente delle giovani promesse che provengono dall'Interland portogruarese, ma anche dal Friuli e da zone limitrofe appunto della città veneziana. Adesso però c'è stato un ennesimo calcio d'angolo da parte conquistato dal Brixenobi, che va a battere in questo momento con Abler. Questo è il quinto calcio d'angolo che è stato assegnato dopo un intervento della difesa. Vediamo, si muovono in difesa. C'è il colpo di testa tentato da un giocatore del Brixenobi che, attenzione però col pallone che viene allontanato in questo momento, riesce a venire allontanato dalla difesa del Portogruaro. Finato però non riesce a mantenere il controllo del pallone. C'è un tentativo di avanzata del Brixenobi fermato probabilmente per una posizione regolare di un attaccante, probabilmente Rainer, che è stato fermato perché vediamo, dunque c'è rimessa laterale, chiedo scusa, rimessa laterale in favore del Portogallo. Pallone che era uscito, era rimesso in gioco da Battiston. Finotto lotta sul pallone, è ancora il Brixenobi con la numero 11 Maloku che sfonda sulla sinistra, pallone messo in mezzo, attenzione al tiro che entra in rete ed è stata Kesh Doffa portato in vantaggio il Brixenobi con una discesa sulla sinistra di Maloku, che ha permesso con un traversone basso alla numero 7 Kesh Doffa di infilare alle spalle di Comacchio. Non è riuscita a chiudere la difesa in questo caso Granata, ed era nell'aria dicevamo il vantaggio delle ospiti, viste le numerose occasioni che si erano registrate nei precedenti minuti, sia con Abler sia con Kim, ma in generale una prevalenza territoriale che aveva fatto arretrare il baricentro delle Granata. Vediamo adesso come cambierà la gara, visto che il Portogallo fino adesso aveva puntato principalmente alla copertura con una formazione particolarmente chiusa, abbottonata. Vedremo ora come cambierà anche magari nel secondo tempo l'approccio alla gara delle Granata, che hanno assoluto bisogno di punti in questo campionato. Vediamo il rinvio di Battiston, non trova Finotto, c'è la numero 3 Doffman che riesce a servire ancora una volta, Maloku che trova il fondo, pallone all'indietro ancora per Doffman, che però viene fermata dalle giocatrici Granata. Rinvio che però coglie in pieno Kesh Doffa, tocco per Kim lavora il pallone ancora dentro, Kesh Doffa a tempo per preparare il traversone, lo effettua, c'è però Spollero che rinvia. Vediamo se il Portogallo riesce a costruire un contropiede, però c'è la sola Furlanis in avanti, marcata da Ladstetta. Pallone allora all'indietro, c'è l'anticipo di Rainer su Spollero,
pallone che viene però allontanato da Battistone, Portogallo che fatica molto a costruire un'azione manovrata. Ora però pallone che termina sul fondo, dunque Comacchio che provvederà a un rinvio, Portogallo che ha occasione di redisporsi, ma diciamo c'è una grande pressione da parte del Brixenobi sul centrocampo del Portogallo, che finisce per questo per essere sempre in inferiorità numerica e dunque a spazi ristretti per poter giocare il pallone. Ora però lo ritrova, vediamo una verve con Finotto sulla destra che prova a portare avanti il pallone sola, però ci sono le due punte che sono troppo distanti. Tocco all'indietro per Nodale, il lancio a cercare Gasci, vediamo la sponda cercata su Battaiotto. Devono combattere i due attaccanti Granata, ma non in modo regolare. Battaiotto ha commesso un altro fallo, Battaiotto che ritorna su quella fascia dopo, ritorna dal primo minuto, aveva già giocato anche contro il Cortefranca, ma ritorna dal primo minuto dopo tanto tempo, ed è un giocatore sicuramente importante per la squadra di Moreno Tomasello, in quanto dà una dose di esperienza e anche di capacità di andare in profondità unica nel suo genere. Ora però l'azione si sta svolgendo dalla parte opposta, con il Brixenobi che sta gestendo palla, la solita Kim molto cercata dalle sue compagne, passaggio che però viene intercettato da Battistone che concede rimessa laterale per il Brixenobi, che però è sempre in possesso palla. Percentuali altissime devono essere quelle da parte delle altoatesine, che denotano da parte del centrocampo una certa capacità tecnica. Possiamo vederla adesso, Kim all'azione, salta Nodale, problema che però viene fermato da Finotto irregolarmente con un intervento evidentemente con le mani. Dunque calcio di punizione, va a battere la stessa Kim. Ci sono Rainer e Maloku in avanti, che però sono controllate dalla difesa Granata. Dunque vediamo questo lancio di Kim che probabilmente sarà a lunga gettata. Eccolo che arriva, cercando ancora una volta Rainer, spizza Jenny Longato. C'è Matiz che prova ad arrivare sul pallone, non trova però Battaiotto. Allora pallone per Albler, tocco all'indietro, vediamo c'è fermata Kesh Doffa, pallone giocato sulla destra per Doffman che prova a distendersi. C'è Kim che non è stata servita perché Finotto ha intercettato il pallone. Sono 3 contro 3 in questo momento per il contropiede Granata, ma il grande ritorno di Kim che poi colpisce anche una giocatrice del Portogallo, conquista un fallo laterale battuto in questo momento. Ecco Kishdorf, pallone sulla destra per ancora però una volta scambiato con Keshdorfer, tocco all'indietro, eccolo la giocatrice numero 5 Ladstetta che tocca sulla destra, vediamo la discesa di Barbacovi all'indietro, ancora per la numero 6 Obehuba che tocca per Santin, cercata in profondità Maloku, ma non le perviene il pallone. Ancora però Santin che protegge palla in mezzo a due. Battaiotto, complicata questa gestione, sfera che ritorna ancora nel possesso di Kim, ha scambiato con Abler, Kim che cerca Barbacovi, brava però stavolta Matiz ad anticipare, a capire la linea di passaggio e intervenire prontamente. Rimessa laterale, ma sempre sulla tre quarti lavora il Brixenobi. Siamo alla mezz'ora, siamo 1-0 appunto per le altoatesine, con una prevalenza territoriale delle ospiti rispetto alle Granata che invece prediligono di più la fase di contropiede. Ora attenzione alla numero 5 Ladstetta, pallone allargato per Doffman, prova a distendersi sulla sinistra, ecco il traversone effettuato con il destro, cadono in due in area, rinvia Matiz, Kim ha spazio per caricare il destro, lo prova e c'è il gol! E c'è il gol, sfugge a Comacchio la sfera, calciata centrale particolarmente alta da parte di Kim e dunque raddoppio del Brixenobi con la rete di Kim che aveva già provato il tiro in precedenza e buca appunto le mani di Comacchio, non perfetta in questa occasione, e dunque raddoppio da parte del Brixenobi che si porta sul 2-0, gara che si fa difficile adesso per il Portogruaro. Serve una rimonta che deve però materializzarsi nonostante le diverse assenze. Ricordiamo che
ci sono delle prime volte in questa partita, perché appunto è la prima volta che Kim mette a segno un gol, il suo primo gol in campionato, un gol dalla distanza. Ci aveva già provato in precedenza senza successo. Eccolo ancora Kim, giocatrice che sta prendendo il palcoscenico in questa partita. Devo dire che sta dimostrando particolare abilità con la palla tra i piedi, è una 96, quindi anche lei ha un discreto passato alle spalle, ma sta dimostrando, oltre ad una proprietà tecnica, e anche una capacità di saper fare copertura invidiabile. Dunque giocatrice che si sta dimostrando in questa partita completa. Ora però ancora il Brixen-Obi, palla allargata sulla sinistra, Doffman si distende, era riuscita a superare Battiston, ma il pallone è terminato in fallo di fondo. Dunque Comacchio che effettuerà ancora una volta il fallo di fondo. Portogallo che dopo quella discesa di Finotto ha faticato molto a costruire delle azioni offensive, perché non è veramente più riuscita ad alzare il baricentro, e quindi ogni volta era molto faticoso servire le punte Granata, visto che erano spesso lontane dal centrocampo, che tendeva a stringersi verso la difesa, vista l'inferiorità in palleggio dimostrata finora, dovuta anche insomma al forte pressing che stanno garantendo le altoatesine. E dunque un esordio che si annunciava difficile, quello per il Portogallo. Attenzione però adesso, un giro palla piuttosto rischioso da parte del Brixen-Obi, grazie alla pressione di Battagliotto. È stato impreciso il tocco della numero 6 Obhuba, che non ha trovato Barbacovi, pallone che è finito in rimessa laterale. Portogallo che adesso proverà ad imbastire un'altra azione. Spollero lotta e si prende un calcio di punizione sull'out di sinistra. Dunque Portogallo che può finalmente salire con questo calcio da fermo. Vediamo, lo va a battere Matic. Si dispongono in avanti sia Battagliotto che Gashi che Furlanis. Ecco la battuta di Matic, stoppato però da Santin, che poi recupera definitivamente il pallone, non trova però Reiner, e ancora una volta Spollero, anzi no, Nodale, scusate, Nodale, è stata Nodale a toccare il pallone, a toglierlo dal possesso di Reiner e metterlo in rimessa laterale. Ecco Kim, spesso cercata al centro del centrocampo per far partire l'azione. Numero 5 Ladstetta porta avanti il pallone, tocco centrale, viene fermata però dalla difesa del Portogallo, che riparte. Il lancio in profondità di Gashi, non c'è nessuno. Kim, tocco all'indietro per Graus, pallone toccato coi piedi, e Brixen-Obi che allora può ripartire ancora una volta con la sua numero 4, che può cercare in profondità. Vediamo la corsa di Maloku, che prende il tempo sul centrale Granata. Vediamo ancora una volta Maloku, esce dall'area, tocco all'indietro per Santin, scambia ancora Maloku, è in fuorigioco, tutto fermo. È stato fermato il gioco per una posizione di offside che ha reso nullo questo scambio veloce tra Santin e Maloku che viene spesso preferita per la sua velocità. Ha anche servito l'assist per il gol dell'1-0 al 26esimo della numero 7 Kirchdorfer. Dunque uno schieramento, come abbiamo detto, che come si era annunciato è particolarmente fluido da parte del Brixen-Obi. Nel frattempo c'è un cambio da parte del Portogallo, e l'avevamo detto, entra proprio Donatella Novellino, il capitano di tante battaglie, che torna in campo dopo una lunga assenza, e sarà sicuramente un'iniezione di forza, di vitalità per il Portogallo, il ritorno del capitano di tante battaglie. Vediamo chi sceglierà di sostituire Moreno Tomasello. Esce Spollero al posto di Novellino. Vediamo dunque come si ridisporrà il Portogallo adesso in
diciamo con questa nuova disposizione. Ora che c'è Novellino in campo, Novellino può giocare sia da mediano ma anche da difensore centrale, la vediamo disporsi già a centrocampo, quindi probabilmente a livello tattico rimane tutto immutato, quindi sempre 4-4-2 o 4-4-1-1 che dir si voglia per le ragazze di Moreno Tomasello. Semplicemente Spollero lascia il posto a Novellino. Ecco, però adesso Abler si distende ancora una volta nel cerchio di centrocampo, però gli si fa in controlungato, tocco esterno per Barbakovia davanti Battagliotto, pallone per Kim che fa girare il pallone, anticipa molto bene Finotto, pallone che può essere recuperato da Furlanis. All'indietro Nodale cercava Finotto in profondità, ma pallone che è andato in una direzione opposta rispetto a quella scelta dall'esterno Granata, anche lei dotata di una buona progressione che però è riuscita a dimostrare solamente una volta al quarto d'ora, quando ha messo in ambasce la difesa del Brixenobi. Attenzione però, difende il pallone dall'attacco di Matic, tocco allargato per il numero 7 Kesh Doffa, autrice anche del gol, tocco fuori, attenzione, ha spazio per calciare ma sbaglia lo stop Kim, rinvio da parte della difesa del Portogallo che coglie Furlanis, prova a difendere il pallone, prova a proteggere il pallone dall'assalto di Lalstedt, che però difende, la copre e conquista la rimessa laterale in favore del Brixenobi. Dunque niente da fare per l'attacco Granata. Vedremo in questo finale, mancano 5 minuti in questo finale di primo tempo, se le ragazze di Moreno Tomasello riusciranno ad accorciare le distanze per portarsi all'intervallo con una speranza in più di poter raddrizzare questa partita. Pallone messo in profondità, è in netto vantaggio però Matic su Rainer, una delle più pericolose, insomma una delle più tenute in considerazione alla vigilia, che però non ha ancora trovato modo di creare dei pericoli veri. Attenzione però adesso ad Abler, ruba palla a Battagliotto, cross, colpisce in pieno Longato che rimane anche stordita dalla pallonata. Sarà comunque calcio d'angolo ed è il numero 6, sesto calcio d'angolo per il Brixenobi, che ne ha raccolti diversi in questo primo tempo, a dimostrazione della supremazia territoriale messa in mostra. Va a batterlo proprio Abler. Tutta la squadra, tranne due difensori e il portiere altoatesina, è nell'area del Portogallo. Parte il traversone, il colpo di testa che però non sortisce effetti. Forse vediamo chi era stata, probabilmente potrebbe essere stata forse Keshdorf, vediamo, anzi no, probabilmente Abler, la stessa Abler che aveva provato a incidere sul tabellino, ma il suo colpo di testa non era riuscito a inquadrare lo specchio della porta, specchio che comunque era abbastanza ben tenuto dai difensori del Portogallo. Ora Battagliotto lotta sull'out di sinistra, pallone che viene recuperato da Abler fallosamente. Calcio di punizione allora per il Portogallo. Ultimi 4 minuti di gara e l'ora Portogallo che prova in questo scorcio di primo tempo a rifarsi avanti dalle parti di Graus. Vediamo il tocco di Longato per Gasci che subisce fallo, almeno, e questo è quanto segnala il guardaline. Visione accettata dall'arbitro, che ricordiamo è il signor Guitaldi Gianluca della sezione di Rimini. Calcio di punizione per il Portogallo, salgono tutti quanti gli avanti del Portogallo, calcia Novellino, sponda di Furlanis che però non trova Finotto, ma ancora Battiston può far ripartire l'azione del Portogallo dal basso. Volpatti, lancio in profondità, non trova Finotto, rimessa laterale per il Brixen, e dunque partita che si avvia alla fine di questo primo tempo con il Brixenobi in vantaggio per 2-0 sul Portogallo, nonostante un buon inizio delle ragazze di Moreno Tomasello, che però col tempo sono un po' abbassate, facendo fatica a ritornare in avanti. Però spesso ci sono delle interferenze, creano delle interferenze attraverso... Attenzione però, adesso c'è stato uno scontro, ha avuto la peggio Jenny Longato, che è rimasta a terra. Potrebbe essere interrotto il gioco. Adesso anche Finotto è caduta.
l'arbitro a sincerarsi delle condizioni di Longato, che lamenta uno scontro nella contesa per la sfera che è stata messa sul campo nell'occasione con Abler. Ha avuto la peggio Longato, sembra però poter riprendere il gioco, cammina, lo stesso per Finotto, dunque gioco che riparte, dunque potrebbe chiudere in avanti questa prima frazione. Diciamo, per quanto non abbia sortito effetti a livello tattico, in quanto la disposizione è la stessa, l'ingresso di Novellino sembra abbia dato forse una speranza in più, ecco, al Portogruaro. Kim ora sul pallone, vediamo come batterà, la batte morbida, in mezzo c'è una spizzata, il colpo di testa che viene bloccato da però Comacchio. Vediamo, ci sono ancora 30 secondi alla fine della prima frazione di gioco, più recupero ovviamente. Vediamo se ne concederà l'arbitro Guitaldi. Pallone in profondità però rilanciato dalla difesa. Ancora Volpati che cerca in profondità, trova Finotto. Ecco il pallone per Furlanis che però non riesce ad arrivare sulla sfera. E allora Brixenobi che si distende ancora una volta sulla destra con la solita Barbacovi. Mantiene il pallone in campo. Tocca indietro per Obehuba. Ecco Ladstedt che prova a portare avanti la sfera sull'assalto di Furlanis che va a vuoto. Allora ancora Obehuba. Barbacovi, trovata Abler, elude l'intervento di Novellino. Ci comunicano 2 minuti di recupero, dunque altri 120 secondi in questa sfida con il Brixen ancora in avanti pericolosamente. Santini, punta allungato, pallone dentro, ha chiuso tutto. Nodale in ripiegamento difensivo, è messo in appunto rimessa. Due minuti che in effetti possono starci, vista la presenza di un cambio e anche di diverse interruzioni per scontri di gioco. Portogruaro che adesso si è ridisegnato con vediamo adesso Battagliotto che recupera il pallone sull'attacco di Santin che non ha la meglio. Furlanis cerca di proteggere questo pallone da Kim, ce la fa molto bene con una Veronica, e pallone che poi perviene a Battagliotto. Tocco per Gashi, c'è Finotto che chiede palla, gran lancio, ma ottima anche la chiusura da parte di Doffman che ha interpretato bene le intenzioni di Gashi e ha capito dove stava per andare il pallone. Attenzione ora Battiston, prova a portare avanti il pallone, non passa nonostante il tentativo di Finotto che adesso ancora ha la sfera tra i piedi. Novellino prova ad impostare lei, tocco largo, non c'è né Gashi né Battagliotto all'appuntamento con il passaggio e dunque Brixenobi che può ripartire. Rainer ha molto spazio oltre il centrocampo, tocco in profondità per Maloku, posizione regolare, Maloku e miracolo di Comacchio che chiude lo specchio. Maloku imbeccata molto bene da Rainer, e in questo momento l'arbitro decreta la fine del primo tempo con appunto non fa battere il calcio d'angolo. 2-0 per il Brixenobi all'intervallo, con un Portogruaro che aveva iniziato bene con piglio, ha subito purtroppo il gol, ha subito però il gol al 26esimo di Keshtov, che è arrivato al termine di un periodo particolarmente intenso di pressione da parte delle altoatesine, e invece al 32esimo è arrivato il raddoppio, dunque pochi minuti dopo da parte di Kim che ha calciato da lontano trovando una conclusione che si è infilata sotto la traversa. Ultima domenica, quindi il 31 gennaio, ore 14:30, la nostra squadra sarà impegnata a visitare la provincia di Trento. Coloro che sono autorizzati in tribuna gentilmente ringraziamo che seguiranno la squadra.
Rieccoci dunque in diretta dallo stadio Mecchia di Portogruaro per il secondo tempo di Portogruaro contro Brixen Obi. Possiamo dare già i parziali delle altre partite perché portano degli sviluppi importanti per quanto riguarda la classifica. Dunque, innanzitutto diciamo che la SPAL, avversario diretto del Portogruaro per la lotta a salvezza, in questo momento sta pareggiando in casa contro l'Isera e dunque è salito a 2 punti, lasciando a un punto ultimi in classifica il Le Torri, che sta perdendo 2-0 fuori casa contro il Trento, e appunto il Portogruaro. Mentre invece per i risultati che interessano la parte più alta della classifica, ovvero sia quella in cui gioca il quella in cui appunto si interessa il Brixen Obi, c'è stato il 2-1 maturato dal Venezia in casa del Vittorio Veneto, e dunque Venezia che al momento ha raggiunto in vetta alla classifica il Cortefranca, che quest'oggi riposa, e Brixen Obi che non solo può avvicinarsi al secondo posto, ma addirittura può avvicinarsi alla vetta con la vittoria eventualmente in casa del Portogruaro. Ci sono stati 2 cambi, un cambio per parte. Nel Portogruaro è entrata Sara Feletti al posto di Furlanis, invece tra le altoatesine è entrata in campo la numero 13, si tratta per la precisione di Lena Messner. Dunque vedremo come anche il secondo tempo potrà ridisegnare le squadre in campo, in particolare vediamo Sara Feletti che si è piazzata al centro dell'attacco del Portogruaro, che quindi è passato decisamente dal 4-4-2 più chiuso di inizio partita in un 4-3-3 decisamente più offensivo, e quindi Portogruaro che si ridisegna con la stessa difesa a 4 del primo tempo. La stessa difesa a 4 del primo tempo, ma un centrocampo stavolta 3, Novellino, Nodale e Finotto, e invece Novellino, Nodale e Furlanis, e Finotto, Battagliotto e Feletti in avanti. Dunque va corretta anche va corretto anche il dato sul cambio, visto che non è stata appunto Furlanis a uscire al posto di Feletti, bensì Gasci, che non vediamo più in campo. Dunque 4-3-3 per il Portogruaro, e invece Brixen, che dopo l'ingresso in campo di Messner rimane sempre con il classico modulo 4-3-1-2, con Messner che si è piazzata precisamente vediamo che si è sistemata. Adesso vedremo precisamente in che zona del campo. Intanto c'è il Portogruaro che avanza, prova a manovrare, non riesce, il pallone messo in profondità da Battagliotto, ma recupero del Brixen. Eccola qui la nuova entrata che ha toccato largo, pallone dentro di Santin, Volpatti intercetta e ferma l'azione delle altoatesine. Ecco trovata la posizione del nuovo ingresso in campo, quindi Messner, che prende il posto di terzino destro che era stato occupato nel primo tempo da Barbacovi. Vediamo adesso Novellino che va a pressare su Kim, che gestisce ancora una volta il pallone, 3/4 del Portogruaro, tocco in profondità a cercare Maloku, che riesce a sbucare di fronte a Longato, a mettere in mezzo. Comunque è stata brava Comacchio a bloccare il pallone. Allora Battiston, il tocco di Battiston in profondità, che riesce a far progredire l'azione molto bene Feletti nel suo primo pallone toccato. Battiotto voleva aprire per Finotto, ma ha trovato l'opposizione di un difensore del Brixen Obi. Invece Brixen Obi che adesso riparte con il tentativo di Rainer, ma Battiston è stata brava a mettere il corpo davanti e difendere il pallone, che è finito in rimessa laterale.
E allora possiamo andare ancora una volta in cronaca con Finotto che non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa laterale per il Brixen. Brixen che dunque non ha cambiato nulla a livello di formazione, semplicemente ha sostituito il suo terzino destro. È stata molto cercata nel primo tempo Barbacovi, che duettava spesso con Abler. Vedremo adesso come si svilupperà il gioco delle ragazze di Mister Castellaneta. Andiamo ancora al pallone portato avanti, c'è Doffman centrale per Keshdoffer, questa ancora per Abler che allarga per la nuova entrata Messner, fermata da Battagliotto che tiene in campo il pallone, se lo allunga un po' e permette l'intervento in rimessa laterale di Obehuba. E dunque Portugallo che sta provando in questo secondo tempo a passare ad uno schema più offensivo come il 4-3-3, ad occupare con più giocatrici la metacampo avversaria per creare occasioni da gol, insomma accorciare il dislivello già in questi primi minuti sarebbe il buon viatico per poi poter cercare una rimonta nella seconda metà di gioco. Partita che comunque rimane nelle mani del Brixen, che adesso prova ad andare in profondità. Il lancio della numero 7 Keshdorf per la numero 11 Maloku, però è stata brava qui Longato a fermare Maloku e a conquistare un fallo laterale. Buona copertura difensiva da parte di Jenny Longato, che è tornata dopo diverso tempo al centro della difesa granata. La sua assenza si è fatta particolarmente sentire la settimana scorsa contro il Cortefranca, che era passato per 7-0 qui al Mecchia. È stata l'ultima partita di mister Pedron, un mister al quale vanno ancora una volta i saluti della società portoguarese, e con un particolare ringraziamento. Ora attenzione all'avanzata del Brixen Obi, che fa registrare il primo tiro in porta di questo primo tempo, bloccato però facilmente da Comacchio, che rinvia in profondità. Ora il riferimento centrale del Portogallo è Feletti, che va spesso a sgomitare con una tra Kim e uno tra Kim e Ladstetta, i duelli che si creano sono spesso quelli. Diciamo che con un attaccante del tipo di Feletti il gioco del Portogallo potrebbe acquisire più verticalità, visto che Feletti è più un riferimento da cercare con lanci lunghi, e dunque questo potrebbe anche modificare il gioco del Portogallo, che si sviluppava più sulle fasce nel primo tempo, e potrebbe dare qualche freccia in più, qualche possibilità in più alla squadra granata per poter costruire occasioni. Anche perché adesso vedete, il pressing si è alzato ed è diventato più ampio su tutto l'arco difensivo del Brixen Obi. Ora pallone però gestito ancora dalle altoatesine con relativa calma. Attenzione però a Finotto che si avventa su la numero 5 Ladstetta, però esce molto bene Kim dal pressing. Abler fa correre Messner, che però non riesce a mantenere in campo la sfera. Rimessa laterale, è stata Matiz ad avere la meglio in questo duello. Rimessa laterale dunque Portogallo, che è rientrato anche grazie all'innesto di Feletti con uno spirito sicuramente diverso, anche se il primo tiro in porta, questo va ricordato, della ripresa è stato del Brixen Obi. Vediamo ancora una volta la squadra di Marco Castellaneta che manovra dal basso con Ladstetta, pallone per Kim, un asse che spesso abbiamo visto in questa partita. Tocco per Rainer, grande lavoro sporco per lei in questa partita, prova la conclusione, colpisce in pieno Volpatti, pallone allontanato dalla difesa del Portogallo. C'è però ancora Kim, cerca di nuovo, l'ha stoccato da fuori, pallone che però si spegne stavolta di poco alto rispetto alla traversa di Elena Comacchio. E dunque altra occasione per il Brixen con un altro tiro da fuori di Kim, che
Kim, che evidentemente è in salute. C'è un cambio adesso, esce la numero 9 Rainer, numero 9 Rainer, entra il 16 Bilak, tra Bilak, anche lei grande veterana della squadra altoatesina, nonostante la giovane età, 98, e lei è una classe appunto 98, ma ha esordito in Serie B a 16 anni proprio con la maglia delle Bressanine. Attenzione qui al fallo però commesso su Feletti, c'è il primo giallo tra l'altro della partita, ed è ai danni di Abler, che è intervenuta con Nerbo su Feletti da dietro, non ha trovato il pallone, quindi calcio di punizione per il Portogruaro. E dicevamo appunto di Anna Bilak, uno dei giocatori più esperti, una delle giocatrici più esperte, è una di quelle con il curriculum targato bianco-blu, ecco, più lungo. Parte il tiro di Battagliotto tentato e si deve distendere Graus a mettere il pallone in calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo per il Portogallo di tutta la partita, e primo squillo delle Granata in questo secondo tempo, con il pallone raccolto da Battagliotto e calciato al volo, ed era un bel tiro, però Graus era sulla traiettoria. Ora vediamo il calcio d'angolo, si incarica Furlanis di batterlo, pallone arcuato, cerca di colpirlo Feletti, non ci arriva, però Novellino ha recuperato, pallone all'indietro, c'è Finotto che calcia con grande potenza, non c'è però la precisione dovuta, pallone che si spegne sul fondo, non c'è deviazione, vediamo, sì, non c'è deviazione, dunque sarà un rinvio dal fondo, ma è un Portogruaro che si è già presentato per la seconda volta dalle parti di Graus in questo tempo, e adesso vediamo il pressing alto portato dalle giocatrici Granata. Vedete, sono tutte lì al limite dell'area che portano la pressione al possesso palla del Brixenobi. Evidentemente c'è stato un discorso, c'è stata una richiesta specifica da parte di Moreno Tomasello negli spogliatoi, proprio di inibire la manovra dal basso, che spesso ha portato il Brixenobi a presentarsi con grande facilità nella metacampo del Portogruaro. Infatti ancora una volta funziona con Furlanis che tocca per Novellino, lancia dentro, però viene fermato ancora. Finotto non trova nessuno, trova però il pallone Santin, che può correre in campo aperto. Ecco Bilak che tocca il suo primo pallone, viene però fermata, scontro sulla tre quarti Granata, pallone messo dentro da Novellino, non trova però Battagliotto, torna però la sfera Novellino che appoggia su Matiz, scambia ancora con Novellino, tutto un altro Portogruaro in questo primo tempo, in questo inizio di secondo tempo, pallone per Nodale, scambia ancora con Matiz che può distendersi, un po' lungo però questo suggerimento, il rinvio però è raccolto ancora una volta da Nodale che può preparare il cross, la ferma Kim e dunque Abler può riproporre il contropiede per il Brixenobi, che adesso manda Maloku in campo aperto e 2 contro 3, Maloku che sfida Volpatti che non riesce però a trovare il pallone, c'è il cross leggermente sporcato da parte di Maloku, facile però preda di Comacchio, ha fatto buona guardia alla difesa del Portogruaro nonostante fosse stata trovata un po' sguarnita in questa situazione. Ora il lancio per Finotto, non facile il controllo, reclama un fallo di mano che non viene assegnato, pallone che però rimane in possesso del Portogruaro, sarà rimessa laterale con Serena Battiston che avanza a battere con le mani, si fanno vedere Feletti che riceve anche il pallone, prova a girarsi, commette fallo su di lei Doffman, dunque altro calcio di punizione guadagnato da Feletti che si sta rendendo molto utile per adesso nel lavoro di copertura del pallone. Battuta subito la punizione in modo astuto da parte di Furlanis che però non aveva messo completamente a terra il pallone, dunque punizione che andrà ribattuta, effetto sorpresa che svanisce
tutta leggermente bassa. Novellino riesce a stoppare, prova a proteggere il pallone dall'assalto di Kirchdorfer, pallone che viene ancora messo in mezzo. Attenzione, Feletti lotta contro la Kim, che però riconquista il pallone, riesce a gestirlo un po' in difficoltà, però sull'assalto delle granate riesce a liberare ancora su Santin, e il tocco trova molto bene tra le linee Kirchdorfer, che però tocca orizzontalmente, non cerca la profondità, lascia Abler che può distendersi. Il tocco in profondità per Maloku, protegge il pallone dall'assalto di Longato, un duello che si è ripetuto più volte nel primo tempo. Longato però con grande intervento, però pallone che viene ancora gestito dal Brixenobi sulla fascia di destra. C'è il tocco per Kirchdorfer che è nell'insolita posizione destra, prova con il sinistro e Comacchio deve distendersi. Partita che in questo inizio di secondo tempo sta veramente mostrando cambi di campo da una parte e dall'altra, molto molto interessante si sta aprendo, anche perché il Portogruaro ha adottato un modulo più offensivo e dunque sta accettando anche di rischiare di più per quanto riguarda la fase difensiva. Nel frattempo bisogna tenere in considerazione anche la panchina, visto che il Brixenobi sta per effettuare il terzo cambio. La sua partita esce Abler, entrerà il numero 15 Kammerer. Dunque Silvia Kammerer, classe 99, va a rilevare Abler, che fino adesso ha fatto una buona partita sulla fascia destra, spesso cercata, e dunque fascia, diciamo, catena di destra totalmente rinnovata nel Brixenobi, quella catena di destra che nel primo tempo aveva fatto molto bene con il terzino Barbacovi, ma appunto anche con Abler, che spesso duettavano, aveva messo in grande difficoltà il Portogruaro, anche se a dire la verità il gol è sortito dalla fascia sinistra con appunto la conclusione vincente di Kirchdorfer. Vedremo in seguito a questi cambi come potrà rivedersi, ecco, la partita, come potrà cambiare, anche perché i cambi fino adesso da parte di mister Castellaneta sono stati sì di carattere, in un caso difensivo, ovvero Messner, ma nell'altro c'è stato anche un attaccante, ovvero Bilak. Attenzione però sul pallone in profondità per Finotto, che trova lo spazio per calciare, e pallone che dà illusione del gol. Passa, sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Graus, quindi grande occasione, grandissima occasione per il Portogruaro al 16esimo, forse la più grande occasione della partita per le portogruaresi, con Finotto, a dimostrazione che il Portogruaro ci sta credendo. Adesso con Nodale non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa laterale in favore del Brixenobi. Il pallone giocato ancora sulla fascia di destra, vediamo, non riesce a mantenerlo in campo la neoentrata, la numero 15 Kammerer. Dunque ancora una volta non cambia molto a livello di schieramento, rimane sempre 4-3-2-1. Vedremo se ci sarà però una maggior propensione difensiva. D'altronde con il 2-0 in tasca il Brixenobi ha tutto l'interesse di mantenere questo risultato. Attenzione però, Furlanis prova a passare, non riesce però a superare la numero 7, che in questo momento lancia in profondità, e Feresca Bilak supera Battiston, prova ad andare sul fondo 1 contro 1 con Battiston, che però la seconda volta la ferma, concedendo però calcio d'angolo per il Brixenobi. Quindi numero 7, calciangolo numero 7 per il Brixen contro i soli 2 raccolti finora dal Portogruaro. Si scalda nel frattempo Marika Chiarot, sempre per il Portogruaro. Vedremo
che impiego potrà avere all'interno della partita. Parte il traversone, c'è un Miskiner, raccoglie Novellino al limite, non riesce a rinviare per l'opposizione di una giocatrice del Brixen, ha sempre però Bilak che tocca per Santin, uno scambio tra le giocatrici più identificative di questa squadra. Il pallone che però è stato fermato ancora una volta dalla difesa del Portogruaro, che tocca ancora una volta calcio d'angolo, e allora ennesimo calcio d'angolo per il Brixen-Obi che si ripropone nonostante tutto ancora una volta in avanti. Tutto il Portogruaro nella area di rigore di Elena Comacchio, c'è solamente Battagliotto in avanti a tenere in apprensione i difensori. Ultime richieste da parte dell'arbitro, parte il traversone, rinvia al volo Finotto, pallone che esce dall'area, corre Battagliotto cercando di prenderlo, riesce ad anticipare la numero 3 Doffman, che però batte la rimessa laterale. Attenzione adesso ancora al Brixen-Obi, Maloku che punta Battiston, grande intervento, grande tempismo, prende la palla ma concede ancora una volta calcio d'angolo nei duelli 1 contro 1. Battiston in questo secondo tempo sta dimostrando grande attenzione, grande scelta di tempo come in questo caso. Adesso c'è un altro calcio d'angolo sempre per il Brixen-Obi che ne sta raccogliendo diversi. Il cross in mezzo, mancano in diversi, c'è Messner che cerca qualcuno a cui dare il pallone, eccolo, il tocco è largo per la neoentrata che conquista il calcio, l'ennesimo calcio d'angolo, stavolta però dalla parte opposta. Si tratta in particolare di Kammerer che è riuscita appunto ad avere la meglio, anche se il suo intento era quello di crossare. Adesso c'è un altro calcio d'angolo, ancora quasi tutto il Brixen-Obi ad eccezione di 2 difensori del portiere in area granata. Il colpo di testa a mettere fuori Novellino in rovesciata, c'è il pallone che arriva a Battagliotto in ripiegamento difensivo, tocca all'esterno per Finotto, qualche problema nella gestione del pallone, tocca all'indietro, Feletti prova a difendere la sfera, alla fine però è sempre Brixen-Obi con Maloku, finta molto elegante su Battiston e palla che però non viene allontanata efficacemente dal Portogruaro. Il tiro di prima di Cashdoffer, poi Kim cerca in profondità, ancora Maloku molto veloce sul primo passo, ecco Santin che prova ad accentrarsi, Cashdoffer cerca il tiro a giro, pallone che rimane però lì con la numero 15 che cerca e trova il gol del 3-0 ed è a firma del numero 15 Silvia Kammerer, se non vado errato, che ha trovato l'angolo alla sinistra di Comacchio. Nulla da fare per il portiere, del Portogruaro, che appunto si è visto tagliato fuori dalla traiettoria. Doppio cambio adesso, deciso da mister Tommasello per il Portogruaro. Entrano Marica Chiarot in questo momento in sostituzione di Jenny Longato ed entra anche Giulia Nicodemo che va ad occupare il ruolo di terza nel centrocampo a 3. Dunque 3-0 da parte del Brixen-Obi, è partita che adesso per il Portogruaro si mette veramente in salita. Siamo al 22esimo del secondo tempo, manca ancora molto tempo, però in effetti la distanza è molta ancora da recuperare. 3 gol non sono per niente facili, soprattutto contro un Brixen così. Peccato perché il Portogruaro aveva dimostrato in questo primo tempo di aver
di aver messo in campo un atteggiamento diverso, anche grazie all'innesto di Feletti che aveva dato più peso all'attacco. C'erano state 2 occasioni, in particolare quella di Finotto che aveva dato anche l'illusione del gol, ma anche Battagliotto aveva impensierito particolarmente Graus con un bel tiro da fuori, e dunque 3-0 che arriva in un buon momento da parte del Portogruaro. Dovranno adesso reagire le ragazze di Moreno Tomasello, e forse proprio per infondere uno spirito di reazione il mister Granata ha voluto fare questi 2 cambi che ancora una volta non modificano sostanzialmente lo schieramento, perché Chiarot si è posizionata al centro della difesa e Nicodemo agisce da terza a destra di centrocampo. Dunque sono proprio cambi che vogliono appunto dare una scossa alla squadra. Ancora una volta un cambio nel Brixen. C'è un cambio nel Brixen, esce la numero 7 Keshdoffer, e al suo posto Bauer. È uscita dunque l'autrice del primo gol di questa contesa, ed è entrato al suo posto il numero 14 Bauer, che però si è schierata un po' più in basso rispetto alla sua compagna. Dunque adesso anche Brixen che può giocare sul velluto con Santin, cerca un tiro e grande parata di Comacchio che riesce a deviare sul palo il grande diagonale di Santin. Poi Kim con un calcio da fermo, con un calcio da fuori, non riesce a inquadrare lo specchio, ma grande veramente la conclusione di Santin, ma grande anche la risposta di Elena Comacchio, che è riuscita a togliere quel pallone dall'angolino e farlo incocciare contro il palo. Veramente un grande momento. Non riesce a trovare Feletti il lancio di Finotto, però pallone che rimane sempre in possesso del Portogruaro, che adesso deve affrettarsi a trovare un gol per poter ritornare in corsa e poter sperare di recuperare questa partita. Vediamo Battiston attaccato da 2, recupera Santin, ma Battiston lotta e riesce a servire Novellino. Pallone in profondità, Battagliotto allunga, c'è Nodale che si sforza di arrivare su questo pallone, ma viene anticipata dal numero 6 Obehuba, che mette in rimessa laterale. E dunque pallone che viene rimesso in gioco. Sarà Nice Matic che si occuperà di questa rimessa laterale. Momento non facile per il Portogruaro, anche perché poi verificheremo se l'Isera continuerà a pareggiare nello scontro appunto con la SPAL. Si tratta nel caso della SPAL di un avversario diretto, perché in questo momento è a 2 punti mentre il Portogruaro ne ha 1, e nell'altro caso dell'Isera del prossimo avversario delle Granata, che domenica prossima saranno appunto impegnate in Trentino. Vediamo Marica Chiarotto, tocca così il suo primo pallone, palla che esce sul fondo. Anche Marica Chiarotto è un gradito rientro in casa Portogruaro dopo diverse partite di assenza. E ora calcio d'angolo che va battuto, che va a battere ancora Bilak dalla bandierina, la numero 16, giocatrice di grande curriculum del Brixen. Il colpo di testa di un difensore del Portogruaro, e ancora una volta calcio d'angolo. Una volta calcio d'angolo, siamo a 12 ormai, tra primo e secondo tempo. Pronta ancora Bilak, parte il traversone, ribatte in area
c'è Gashi che, anzi no scusate, no, è uscita, c'è probabilmente, anzi no, Nicodemo era stata l'autrice di questo rinvio, subito anche fallo. Adesso altro cambio nel Portogruaro con il cambio che rileva Battagliotto, anche lei partita dall'inizio ma non con i 90 minuti nelle gambe. Al suo posto entra Ginevra Spinelli, arrivata quest'estate dal settore giovanile dell'Udinese. E dunque Portogruaro che in questo momento schiera una formazione ancora più giovane, perché è uscita una delle più esperte, ovvero sia Battagliotto, che era anche il capitano delle Granata, ed è entrata al suo posto una giovane promessa come Ginevra Spinelli, classe 2003, dunque età del Portogruaro che si abbassa ulteriormente. Adesso rinvio della difesa con l'avanzata di Battiston, tocco dentro per Finotto che non riesce a controllare ma ritorna poi sul numero 14 Bauer. Vediamo il Portogruaro ancora in possesso del pallone, c'è Feletti, spalla alla porta, cerca di superare la numero 5 Ladstetter che però ha toccato il pallone mettendolo in rimessa laterale. Inversione in questo momento di rimessa laterale fischiata dall'arbitro. Vediamo qui il pallone recuperato dal Portogruaro con Novellino che lotta. Vediamo il pallone recuperato dal Brixenobi che si distende con questa azione con la solita Santin che rientra da sinistra verso destra, pallone allargato su Bilak, la scivolata di Chiarotto però mantiene il pallone tra i piedi Bilak, il tiro che viene rimpallato dalla difesa del Portogruaro, non riesce ad allontanare, arriva in uscita però Volpatti che risolve la questione, pallone portato avanti in profondità, non trova Feletti, c'è soltanto Ladstetter, può controllare con tranquillità il pallone Bauer, da questi per la numero 4 Kim, di nuovo per Doffman, scambio che però non porta a nessuna azione. Invece il Portogruaro che avanza con Nodale che trova in profondità Feletti, mette il piede Feletti, c'è un intervento da parte di Obehuber, giudicato regolare da parte dell'arbitro. Ora Nicodemo, tocco per Novellino di prima per Finotto, a spazio per scendere a destra, punta la numero 14 Bauer, la salta, il tocco però all'indietro Nicodemo che si gira verso l'interno del campo, tocco per Novellino che protegge la sfera in mezzo a due giocatrici, commesso fallo su di lei, sarà calcio di punizione e ha ottenuto il massimo che poteva avere in questa situazione di gioco Donatella Novellino, quindi calcio di punizione per il Portogruaro che dunque può portare avanti le sue giocatrici, può portare avanti le torri oppure provare un tiro diretto in porta, visto che sul punto di battuta si è posizionata, sarà Feletti che ha nelle sue corde anche il tiro della lunga distanza. Vedremo che opzione sceglierà, prova la conclusione di collo pieno che però si infrange sulla tonnara di giocatrici al limite dell'area. Attenzione adesso però ancora Matiz, recupera la sfera, lancio in profondità, non ci arriva Spollero, ma ancora il Brixenobi prova il contropiede, però ottimo anticipo da parte di Chierot, quindi rimessa laterale per il Brixenobi.
attacco, c'è però solamente Bilak che ha molto tempo e spazio per pensare alla scelta. Bilak sulla tre quarti, tocco in profondità, non riesce a trovare la sua compagna di squadra. Allora il lancio molto intelligente, molto preciso di Nodale. Finotto salta, Oberhuber e il tocco, però la parata di Kraus. Però ancora pallone in possesso delle Granata con Feletti che prova la conclusione, viene fermata dalla numero 14 Bauer, pallone però ancora che rimane tra i piedi delle Granata che ci provano nonostante l'attacco di Kim, giudicato regolare, contropiede 2 contro 2. C'è Volpatti che è diventato il capitano dopo l'uscita di Longato, ma Matic perfeziona l'intervento difensivo e riesce a fermare un contropiede che altrimenti sarebbe stato molto pericoloso. Partita che si sta accendendo, forse anche per la stanchezza, con capovolgimenti da entrambe le parti, anche perché gli esterni delle Granata spesso rimangono larghi e nei momenti diciamo di contrattacco spesso hanno molto spazio da attaccare. Ora però attenzione, vediamo la avanzata del Brixenobi. Aveva tentato il suggerimento interno Doffman, non trovando la sua compagna, e dunque tutto facile per Comacchio. Pallone che adesso ancora si muove tra i piedi di Kim, lanciato in profondità. C'è Nicodemo che non riesce a controllare, pallone però in possesso del Brixenobi, con questa conclusione che sfiora l'incrocio dei pali. Tentativo veramente pericoloso. Comacchio era rimasta ferma, non sarebbe riuscita a intervenire su questa conclusione che ha sfiorato di poco l'incrocio alla destra del portiere Granata. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti della partita, risultato che si fa sempre più strada verso Bressanone. Serve una grande impresa al Portogruaro in questi ultimi minuti, però il Portogruaro, anche con l'ultima occasione da parte di Finotto, ha dimostrato di essere ancora una squadra viva. Pallone che adesso è giocato dalla numero 17 che evita Matic, il tiro. Recupera Matic, riesce a contrastare la conclusione di Treibenreif. Ne è entrata la stessa che prima ha sfiorato l'incrocio dei pali di Comacchio con questa conclusione molto pericolosa. Comunque ancora un calcio d'angolo per il Brixenobi. Il traversone con Comacchio che respinge con i pugni, pallone ancora a disposizione del Brixenobi, non c'è fuorigioco, parte il traversone, recupera Feletti, che però non riesce ad evitare la rimessa laterale. E dobbiamo dire che la giornata è stata clemente nei confronti delle giocatrici, dato che ieri qui a Portogruaro ha piovuto per diversi momenti del giorno, e dunque c'era il timore che il campo potesse risentirne. Non è stato così, anzi la partita non è stata per nulla condizionata dalle condizioni del campo, che anzi ha retto molto bene. Portogruaro che, come abbiamo detto, sarà impegnato a Isera, dunque in terra trentina, nella prossima giornata, che sarà la 7ª. Invece il Brixen avrà un impegno molto molto difficile contro un'altra squadra veneta, il Padova, stavolta in casa, e dunque Brixen, Padova e Isera, Portogruaro sono le prossime partite. Isera, che ricordiamolo, sta giocando contro la Spal, e dunque Isera Spal sono due tra le principali concorrenti del Portogruaro per la salvezza, anche perché l'Isera, insieme all'Unterland Damen, ha 3 punti, che sommato al punto che sta ottenendo l'Isera in questo momento con il pareggio sulla Spal fa
fa 4, quindi una partita molto importante per il Portogruaro di mister Moreno Tomasello. Adesso ultime battute del match, siamo a 7 minuti dal termine. Portogruaro che cerca un appiglio, un gol adesso potrebbe riaprire un disperato spiraglio, però serve assolutamente un gol in questo momento. Portogruaro che allora deve rivolgersi in avanti. Novellino si fa consegnare il pallone, rischia un po' sull'assalto di Santin, ma riesce a superarlo molto bene. Scambio con Nicodemo, pallone non riesce però a trovare Finotto, e allora la numero 14 precisamente Bauer che tocca per Ladstetter, che scambia con Oberhuber. Ancora scambio tra le due centrali del Brixen. Attenzione perché Finotto ruba il pallone all'esterno di Asden Ospite, entra in area Finotto, c'è dall'altra parte Spinelli che riesce a concludere. Chiedono il fallo di mano commesso dalla giocatrice del Brixen-Obi, non assegnato da parte dell'arbitro. Erano entrambe a terra le due giocatrici e ha dovuto distendersi in spaccata Spinelli per poter colpire il pallone. Vediamo però adesso l'avanzata in disimpegno del Brixen-Obi, che con Santin prova ancora una volta l'avanzata. Grande intuizione di Santin per la numero 17 Treibenreif, che però era in fuorigioco, e dunque nulla di fatto. Questa azione si conclude con un calcio di punizione per il Portogruaro femminile. Era stata notevole comunque l'intuizione di Santin, trovare il corridoio per Treibenreif in profondità. Portogruaro che comunque dalla metà del secondo tempo non ha più, possiamo così dire, corso grossi rischi per la porta di Comacchio, e anzi si è rilanciato, si è proposto in avanti con alcune discese particolarmente interessanti, in particolare da parte di Finotto. Tra l'altro una coppia, quella centrale del Portogruaro, con Volpatti e Chiarot, che si riforma dopo diverse partite. Era stata anche la coppia che aveva fatto le fortune del Pordenone femminile, e si ricrea in questo finale di partita. Vediamo adesso questo lancio che non viene raccolto da nessuna del Brixen-Obi. Volpatti porta avanti il pallone, cerca Sara Nodale con un lancio preciso. Ecco Nodale che punta, numero 6 Oberhuber riesce a trovare il fondo, conquista un calcio d'angolo. Sono le ultime battute di questa partita. Il Portogallo serve assolutamente un gol. Vediamo, calcio d'angolo va a batterlo Finotto. Si schierano in area le saltatrici del Portogruaro. Parte il cross di Finotto, molto tagliato verso la porta, si spegne direttamente oltre la linea di fondo. Sarà rinvio dunque per il Brixen-Obi. Graus, che ha dovuto compiere qualche intervento in questo secondo tempo, a differenza del primo, in particolare su Finotto e anche su Battagliotto. Non è mai però riuscito a segnare il Portogruaro. Adesso attenzione però alla discesa di Bilak trova molto spazio scendendo in diagonale, Volpatti però una scivolata contrasta, e il pallone che allora torna nei piedi del Portogruaro. Nice Matic, ancora energia per avanzare, scambio con Feletti, tocca dietro per Novellino che cerca in profondità Matic, pallone che però è troppo interno rispetto alla traiettoria scelta da Matic. Finotto che recupera alto il pallone, e dunque Feletti all'indietro. Nicodemo, c'è Novellino, molto cercata dalle sue compagne per cominciare l'azione, sfera che però non raggiunge Finotto, e allora Santin ancora una volta. Molti palloni passati dalle parti di Santin, regista offensiva della formazione
di mister Castellaneta. Buona però qui la diagonale di Chiarotto, che è entrata bene in partita, segnalato da parte del guardalinee una rimessa laterale che però non viene concessa dall'arbitro, viene invece assegnata la rimessa per il Portogruaro quando ormai mancano 2 minuti al termine della partita. Va a battere Battiston. Finotto non riesce a controllare, interviene da dietro su Bauer, scambio tra Bilac e Santin, ancora insistito, palla sul fondo per Santin che trova Chiarot sulla sua strada a chiuderle la strada e addirittura non concede nemmeno calcio d'angolo. Quel rinvio dal fondo per il Portogruaro, che ha preso fiducia forse quando era troppo tardi, quando i gol messi a segno dal Brixen-Obi erano già 3 e la situazione era tutto da recuperare. Partita che nel secondo tempo, anche per i molti cambi fatti da entrambe le formazioni, è diventata più equilibrata. Anche un po' più spazio per giocare per i rispettivi centrocampi, visto che la pressione è un po' diminuita, come vediamo adesso. In questo caso Bila che trova molto spazio dietro il centrocampo portoghese, pallone allargato per Messner che mette in profondità per Treibenrauf. C'è la chiusura di Volpatti che evita il calcio d'angolo, rinvio dal fondo per Comacchio Portogruaro, che in questi ultimi 5 minuti si è visto meno dalle parti di Graus, probabilmente partita che prende sempre più la via dell'Alto Adige. 4 minuti di recupero nel frattempo comunicati da parte dell'arbitro. Dunque prima partita che si avvia ad una conclusione negativa per Moreno Tomasello, che però avrà modo di rifarsi già dalla prossima partita contro l'Isera. Moreno Tomasello è vecchia gloria, ex gloria, anzi ex giocatore, ma attuale gloria della società portogruarese. È stato un attaccante molto prolifico e ha anche allenato la prima squadra nella Serie D. In ogni caso buoni segnali da parte dei nuovi rientri. Dunque Novellino ha risposto bene, anche Chiarotto l'abbiamo visto ha risposto bene alla sua entrata in campo. Rientravano da diverso tempo, non era scontato. Attenzione però adesso all'avanzata del Brixen-Obi con Dorfman che prova a lavorare il pallone, cerca una conclusione che non scende abbastanza, non trova lo specchio della porta, quindi Brixen che chiude in avanti questi 90 minuti. Adesso siamo già entrati nel recupero, ma Brixen che dimostra di onorare l'impegno. In particolare abbiamo visto Santin che anche in questi ultimi minuti, nonostante abbia avuto spesso lo spazio e il tempo per arretrare, non l'ha mai fatto, ma anzi ha sempre cercato la porta, ha sempre cercato azioni offensive, e di costruire questo di questo va appunto dato merito. Adesso il Portogruaro che con Spinelli prova a distendersi sull'out di sinistra, fermata da Messner, sarà rimessa laterale per il Portogruaro che dunque ha ritrovato, almeno queste sono delle buone notizie, quello sicuramente, delle giocatrici importanti come Novellino, come abbiamo detto prima, ma anche Longato. Battagliotto ha giocato dal primo minuto, rendendosi comunque pericolosa nel primo tempo, e anche Felletti ha giocato uno spezzone stavolta molto più consistente di partita tutto il secondo tempo, a differenza dei pochi minuti giocati contro il
corte franca, e dunque, per quanto la situazione di classifica del Portogruaro sia deficitaria in questo momento, ci possono essere delle buone speranze per il futuro, e ricordiamo che nonostante siamo a gennaio, non siamo assolutamente a metà del campionato, ma anzi il campionato è appena iniziato e siamo solo alla sesta giornata. Si andrà avanti, come abbiamo detto, fino a fine giugno. Ancora una rimessa laterale per il Portogruaro, prova fino all'ultimo, cerca fino all'ultimo di dare una soluzione sui tifosi. C'è un giallo per Volpatti per una rimessa battuta in modo irregolare. L'arbitro ha specificato che c'è anche un'altra ammonizione per un'altra giocatrice. Non abbiamo capito bene l'indirizzo di chi sia per il secondo giallo. Rimessa laterale battuta da Volpatti per Feletti, protegge il pallone, spalla alla porta, la finta ad eludere Kim, il tocco centrale per Novellino che si infila e cerca la conclusione con il sinistro, facilmente bloccata da Graus. Su questa conclusione finisce 3-0, anzi 0-3 la partita tra Portogruaro e Brixen Obi. Dunque prima partita per Moreno Tomasello sulla panchina granata, che finisce con una sconfitta per 0-3. Brixen Obi che in questo secondo tempo ha dato spazio anche alle giocatrici che inizialmente non erano partite dal primo minuto, mantenendo comunque una buona qualità di gioco, anche se non lo stesso dominio territoriale che si era visto nel primo tempo. Portogruaro che invece, anche grazie a un cambio di modulo e all'innesto di alcune giocatrici, ha dato una scossa alla propria manovra, costruendo alcuni pericoli. Il 3-0 però arrivato al quarto d'ora ha tagliato le gambe definitivamente alle ragazze di mister Tomasello, che dunque escono sconfitte da questa sesta giornata di campionato. Prossima partita allora che vedrà impegnate le Granata a Isera, invece in casa contro il Padova. Le ragazze invece di mister Castellaneta che tornano dunque con 3 punti e dando così seguito al 4-0 impartito alla SPAL nell'ultima vittoria. Dunque Brixen Obi sicuramente squadra in buona salute, autrice di 7 reti nelle ultime due partite, e dunque un 2021 che per il Brixen è cominciato nel modo migliore. Invece per il Portogruaro bisogna assolutamente cominciare a fare punti per staccarsi dal fondo della classifica. Un saluto a chi ci ha seguito da Davide Gasparotto e un arrivederci alla prossima partita.